Buonasera a tutti, domenica 16 giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le news di prealpina.it. Il maltempo, sempre protagonista, a pochi giorni dall'inizio dell'estate. Il violentissimo nubifragio che si è abbattuto nella serata di ieri, soprattutto sul Gallaratese, ha provocato danni ancora in corso di quantificazione. Sentiamo tutto dalla voce di Annalisa Colombo. Notata impegnativa per il gruppo di protezione civile di Gallarate e per gli agenti della polizia locale. Il vento forte e la bomba d'acqua che si sono abbattuti sulla città nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno ha causato non pochi danni. Come ormai da tradizione, il sottopasso di Via del Lavoro si è allagato e un'autovettura è rimasta ostaggio dell'acqua alta finché non è stata liberata dai vigili del fuoco. I volontari della protezione civile sono stati impegnati in numerosi interventi, la maggior parte dei quali per togliere rami o interi alberi crollati sotto la forza della pioggia e del vento, come in via Sanzio, dove al Civico 20 sono intervenuti anche i tecnici dell'Ene per ripristinare la situazione. In via De Cristoforis un albero ha colpito una macchina in sosta, mentre un altro in via Don Piloni ostruiva la strada che porta al cimitero. I complimenti sono arrivati anche dall'assessore alla sicurezza Germano Dalligna, che ha sottolineato la grande disponibilità e la collaborazione di tutto il personale entrato in azione. Salvataggio all'alba a Verbania, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco hanno riportato a riva un uomo di circa 60 anni che intorno alle 6:30 era stato avvistato a circa 200 metri dalla riva, aggrappato a un tronco. Il servizio di Maria Elisa Gualandris. Era aggrappato a un tronco galleggiante in mezzo all'acqua, circa 200 metri dalla riva del lago Maggiore, davanti alla foce del fiume Toce. L'uomo, che è stato recuperato questa mattina alle 6:30 dai vigili del fuoco di Verbania, intervenuti con la squadra nautica insieme alla guardia costiera. L'uomo si era buttato in acqua per cause ancora da stabilire ed non aveva nessuna dotazione per poter prevenire l'ipotermia. I vigili del fuoco, insieme alla guardia costiera, arrivati sul posto, lo hanno issato a bordo della imbarcazione, lo hanno accompagnato in sicurezza al molo, dove un'ambulanza lo aspettava per trasportarlo in ospedale. Era in forte stato di ipotermia a circa 60 anni. Polemiche a Varese per la festa del sacrificio che questa mattina ha richiamato centinaia di fedeli musulmani al Vivarolo, innescando le proteste dei residenti. I dettagli da Marco Croci. Proteste oggi dal Vivirolo a Varese per la festa del sacrificio. La tradizionale cerimonia per la ricorrenza musulmana ha infatti richiamato al campo sportivo centinaia di persone, con inevitabili disagi per i residenti della zona. Siamo stati svegliati alle 7:20 da canti e preghiere pronunciati con altoparlanti a volume altissimo, spiegano alcuni abitanti del quartiere. Ma al di là di questo il problema è la sicurezza. Il nostro rione non è in grado di reggere la presenza di così tanti veicoli e infatti il traffico è andato in tilt. Qualora ci fosse necessità di intervento di ambulanze o vigili del fuoco, concludono dal Vivirolo, i mezzi non riuscirebbero a passare. Gli abitanti del quartiere sottolineano di non avere nulla contro questa celebrazione, ma sottolineano la necessità di trovare spazi più adeguati per non creare problemi di viabilità e soprattutto di sicurezza. L'ennesima rovinosa caduta provocata dalle buche su strade e marciapiedi si conclude con una brutta frattura per un'anziana di Varese, una vicenda che potrebbe ora avere uno strascico giudiziario. Le immagini sono dell'agenzia Blitz, il servizio della redazione. Non è la prima volta che qualcuno fa una brutta caduta in via Virgilio, nel rione varesino di Sant'Ambrogio. Questa volta a rimetterci è stata una donna di 85 anni. L'incidente è avvenuto alcuni giorni fa, quando l'anziana, camminando nel tratto di strada che conduce dalla banca alla chiesa, è inciampata in una buca, cadendo al suolo con i gomiti e fratturandoli entrambi. Come da prognosi del pronto soccorso, ne avrà per almeno 30 giorni. La signora, che era in compagnia di alcune amiche, sulle prime, pur avvertendo dolore, non ha voluto chiamare i soccorsi. Solo in serata si è decisa a recarsi in farmacia, dove l'hanno convinta ad andare appunto al pronto soccorso. Lì le lastre hanno mostrato la frattura bilaterale. Entrambe le braccia sono state ingessate e oggi la signora, autonoma in tutto, non può più fare nulla da sola. Ora i familiari della donna non escludono di rivolgersi a un avvocato per ottenere un risarcimento del danno. Agricoltura e consumo sostenibile, i protagonisti oggi ai Giardini Estensi di Varese della Fiera del DES. Elisa Polveroni l'ha visitata per noi.
Piace l'economia solidale, grande pienone, oggi domenica 16 giugno alla 9ª edizione della Fiera del DES. L'iniziativa è del Distretto di Economia Solidale di Varese, allestita ai Giardini Estensi e in Via Sacco. Tantissime persone fin dal mattino hanno visitato le 80 realtà presenti tra aziende, cooperative sociali, botteghe del commercio equo e associazioni che con il loro impegno animano la rete dell'economia solidale in provincia di Varese. Per tutto il giorno si è svolta una grande festa fra il mercato dei produttori, iniziative, laboratori, spettacoli per grandi e piccini, oltre ovviamente al servizio di ristoro e alla parte del divertimento con le danze popolari. Un evento premiato anche dal ritorno del bel tempo che è coinciso con le passeggiate in centro e nelle zone più frequentate solitamente nei momenti di festa. Ora andiamo a Legnano con i festeggiamenti che hanno definitivamente chiuso l'edizione 2024 del Palio. 1000 contraddaioli di Legnarello ieri sera alla Cena della Vittoria. La nostra inviata Laura De Fendi con le immagini di Walter Todorov. Il maltempo ha costretto la contrada di Legnarello a spostare la Cena della Vittoria dalla piazza al Pala Borsani di via per Castellanza. Il cambio di location però non ha spento il sole giallorosso e ieri sera quasi 1000 persone hanno festeggiato la 13ª vittoria al Palio di Legnano. Quella andata in scena non è stata solo una cena, ma quasi una pièce teatrale in cui si recitava a soggetto, per dirla con le parole di Pirandello. Il canovaccio era già stato tracciato durante la cena propiziatoria e vedeva protagonisti un fervente contraddaiolo, il neofita Duccio da Carugate e il portinaio della corte di Via Dante, che sognava di diventare la voce del Palio. Desiderio esaudito quando, tolti gli abiti da portinaio, è comparso Andrea Muroni, voce ufficiale del Palio di Legnano, che da anni fa tremare lo Stadio Mari con i suoi onori al Carroccio. Prima di dare il via ai festeggiamenti, però, i presenti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di un grande uomo di Palio, Chicco Clerici, scomparso nei giorni scorsi. Chiusura con il basket. Il possibile addio dei big Nico Mannion e Davide Moretti costringe l'Open Giommetis a guardarsi intorno sul mercato degli italiani. Sentiamo Giuseppe Sciascia, immagini di Agenzia Blitz. Varese inizia a monitorare il mercato italiano in attesa delle evoluzioni sul fronte. Oggi sei stato Nicola Moretti sembra un passo da Venezia con vincere la possibilità di trasferirsi in Eurocup con maggiori ambizioni e maggior salario dietro pagamento del buyout da 30.000 euro per il suo contratto. Giommetis ha preferito non ritoccare al rialzo lo stipendio del giocatore del 98 tenendolo con il contratto attuale con quello di uscita, e il giocatore del 98 utilizzerà la suddetta uscita per sposare la causa dell'umana, meno di sorprese clamorose. Per Nico Mannion è ancora tutto in sospeso, ci sono tanti abboccamenti con le squadre di bassa Eurolega ed alta Eurocup. 4 mesi. L'ipotesi concreta potrebbe essere il Başakşehir Istanbul, realtà emergente che Varese ha affrontato nelle semifinali di FIBA Europe Cup, ma il prossimo anno giocherà la seconda Coppa dell'ECA, ma al momento nessuno si è ancora presentato in sede biancorossa per parlare di eventuale buyout prefissato per Eurolega e NBA, ma non per l'Eurocup. E allora i biancorossi si guardano intorno, iniziano i sondaggi al di là del Giardezzo, di scuola che aveva vestito la maglia olimpica insieme al generale del 2019-20, legata ai impegni personali della moglie del giocatore italianizzato per matrimonio. Ci sono le ipotesi Ethan Esposito e Bruno Mascolo. Per ora sono sondaggi con 2 giocatori sotto contratto ma con uscita con Virtus e Verona. Si vedrà se servono rinforzi in funzione delle uscite. Cosa potremo leggere sulla prealpina di domani? Curiosità e approfondimenti direttamente dalla voce di Marco Croci. Sì, grazie Massimo. A Varese torna a tenere banco il tema del commercio, in particolare quello dei piccoli negozi. Soprattutto nel centro di Varese, in piazza della Motta, si registrano da qualche tempo numerose saracinesche abbassate. A Gallarate invece, al centro del dibattito cittadino, c'è il tema della sicurezza, soprattutto alla luce dell'ultimo episodio avvenuto giovedì notte in via Cavour, dove un uomo è stato soccorso dopo essersi ferito per aver distrutto la vetrina di un negozio. Da Busto Arsizio infine arriva il saluto di Cristina Boracchi, per 17 anni dirigente del liceo Crespi. Infine nel calcio tutte le novità dei campionati dei dilettanti. E con questo è tutto, l'appuntamento a domani alle 19, vi auguriamo una buona serata.